Gressoney Shenzhen. Buongiorno, Gressoney. La notte passata abbiamo dormito a Gressoney, comunque è 64esimo giorno. Mamma mia come scorre il tempo. 3 agosto oggi. Oggi dovrebbe essere tappa tranquilla, 600 di dislivello, sono partito da 1400 circa, devo arrivare a 2100 e poi vado verso Brusson e vediamo, perché non ci sono campeggi in zona, sono andare al paese dopo. Oggi proprio non c'ho voglia neanche di pensare, voglio stare tranquillo, andare con calma. Infatti adesso mi fermo su questa bella roccetta, tac, questa qua, mi siedo e mi guardo il paesino, mi mangio il paninozzo e poi faccio sti 500 di salita, sono quasi, no, 1420 sono, quindi 600, sì. Bello, bello. Spettacolo, arrivato ieri in Val d'Aosta, cambiato tutto, bellissimo. Montagne gigantesche e spettacolo dappertutto. Stamattina un freddo becco, mamma mia. Non sono uscito dalla tenda fin le 8:30. Madonna, faceva freddo. 2 sere che uso sacco bivacco e sacco a pelo dentro la tenda e si dorme bene, per fortuna. Bene, adesso mi mangio il paninozzo. Il campeggio è più indietro, là non si vede. Mi mangio il paninozzo e poi parto, faccio un po' di salita, poi faccio una pausetta, faccio un altro po' di salita, poi il sentiero che mi riporta di là e vado al passo che non mi ricordo, che colle, non è passo. Ah no, che si vede là il campeggio. Tac. Dove ci sono tutte quelle casette bianche, è il campeggio. Un prato e basta, non c'è neanche un albero. Però vista la zona ci sta. Gressoney Gressoney. Ce la farò a pronunciarlo prima o poi. Ma oggi andiamo a Brusson. Spettacolo, mi mangio sto panino. E via! Eccoci qua. Abbiamo trovato il posto dove dormire stanotte. Che dormiamo in tenda freeride, anche se siamo un po' altini a 1700. No, quanto dico? 1600. Adesso controllo, lo scriverò sotto. Spettacolo. Un po' di stanchezza, doveva essere giornata tranquilla oggi. Ho camminato come un disgraziato. Bene. Ho anche il sassolino dove sedermi. Penso che la metterò qua così. Vi lascio libera la strada. Poi in salita, perfetto. Anche il 64esimo giorno abbiamo trovato dove dormire. Bene, perché andare al bivacco senza struttura, che probabilmente è naturale, non so cosa potrebbe arrivare. E poi anche l'altra app mi dà riparo, quindi tanto vale accamparsi qua e vaffanculo. Bene, adesso mi mangio il paninozzo, cioè dei rumori strani. Mi mangio il paninozzo e me la sciallo, perché sono proprio strac. Deve essere relax, ho quasi fatto 1000 di dislivello oggi. 700, dai. Bene. Pezzoletta. Tac. Sì, siamo sulla strada, però dai, domani è lunedì, o vengono solo lavoratori e escursionisti presto, e comunque gli itinerari lì sono lunghi. Quindi vediamo, dai, io comunque starò accorto a smontare tutto presto e a montare tardi, come solito. Bella, è meglio che tolgo lo zaino, sì, spettacolo.